È giallo sull'incendio divampato durante la notte a Villa Angelica, in via Franchini, a Lancenigo di Villorba. Le fiamme hanno pressoché distrutto la barchessa e i vigili del fuoco, arrivati con 22 uomini, 5 autopompe e 4 autobotti da Treviso, Montebelluna, Conegliano e Asolo, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio e soprattutto mettere in sicurezza le scuole adiacenti e il corpo centrale della villa. Sindaco e assessore sono rimasti lì quasi tutta la notte. La prima preoccupazione era proprio che fosse interessato il corpo scolastico e quindi diciamo la velocità nel anche uscire anche noi per provare a verificare che non ci fosse un interessamento, perché insomma la villa ha sicuramente pregio, ma il corpo scolastico è sicuramente un qualcosa che avrebbe dato un danno forse maggiore dal punto di vista proprio anche di tutti gli alunni. Sulle cause invece stanno indagando vigili del fuoco e carabinieri. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dolosa al momento. Di certo non sono state trovate persone all'interno, quindi non risultano feriti. La villa è abbandonata da anni. Non abbiamo ancora notizie sulla causa, una villa che meriterebbe essere riportata al suo fascino, purtroppo disabitata da molto tempo, adesso appunto sono ancora in corso le indagini. Il primo dubbio effettivamente era che ci fosse qualcuno all'interno, in realtà fortunatamente non ci sono feriti, non abbiamo riscontri e per quello è l'altro lato molto positivo. Vediamo cosa dicono le indagini, anche perché la villa era in uno stato abbandonata, insomma non ci vivevano da anni. Villa Angelica è del XVI secolo, un patrimonio importante per il territorio. L'intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso a causa della folta vegetazione del parco. I danni sono ingenti e da quantificare. È crollato il tetto della barchessa praticamente, quindi la barchessa è inagibile, una parte della barchessa.